bambini. E secondo me la riuscita di questo video è proprio questa. Il fatto che noi siamo riusciti a girare delle scene con dei ragazzini, massimo di 12 anni, 13 anni, e la cosa ci ha stimolato molto, ci ha stimolato molto anche nel montaggio, ovviamente, perché ci siamo ritrovati delle scene fatte da ragazzini buone, ottime, e da cui noi abbiamo avuto quanti giorni avete il montaggio è durato impiegato per realizzare questo? Il montaggio abbiamo impiegato un mese e mezzo. Anche se io ritengo che il montaggio non è una cosa che secondo me non finisce mai, non è una cosa che finisce. Però sì, un mese e mezzo siamo riusciti a montare, insomma, sto film, e evidentemente, dato questo riscontro di Taormina, qualcosa da dire c'è. Anche secondo me c'è. È bello perché dentro c'è un po' di tutto, insomma. È un prodotto riuscito. Siete riusciti a coinvolgere i bambini in modo veramente e questa secondo me è la cosa efficace. Questa è la cosa più bella e anche più difficile, perché non è detto che la risposta dei ragazzini può essere. E qui secondo me entra in ballo la bravura di Massimo nel relazionarsi con i ragazzi, comunque con tutti, perché la bravura del regista sta anche in questo, anzi soprattutto il titolo era quello fin dall'inizio oppure l'avete cambiato nel corso d'opera? No, il titolo tutto quello. Cosa una donna desidera di più. Cosa una donna? Eravamo indecisi su cosa le donne desiderano di più, poi vabbè, cosa una donna desidera di più penso che racchiude un po' tutto, no? Ci siamo divertiti, questa è la cosa più bella. Ci siamo divertiti sia a girare che a montare soprattutto. Va bene, grazie. Ciao.